In prima corsia Federico Baldassar, Nottoli nuoto. In corsia numero 2 ha vinto 4 titoli italiani nella farfalla, già nazionale giovanile in Coppa Komen, Samuele Potter, team Insubrica. In corsia 3 Matteo Stecca, Plen Team Veneto. In corsia 4 è il campione italiano giovanile dei 200 farfalla e ha vinto 2 medaglie d'oro in Coppa Komen con la nazionale degli azzurrini, 200 farfalla e staffetta 4x200 stile libero, Mattia Zuin, Nottoli nuoto. Al suo fianco in corsia 5 per la Slovenia, Lane 5, representing Gorenica Radovlica, Slovenia, Zan Pogacar. In corsia 6 Alfieri Gregoratti, Idros. Corsia 7 Simone Toniolo, team Insubrica. Corsia 8 Giovanni Querin, Idros. Mattia Zuin è il più veloce nelle qualificazioni, 1:54:38. Difficile però arrivare al primato del meeting di un tale Federico Colbertaldo, 1:47:87, nuotato da Federico nell'edizione 2005 della manifestazione. Zuin subito davanti all'attacco fin dalle prime 2 vasche, vediamo il suo passaggio ai 50. 25:52, Stecca 26:05, Gregoratti in terza posizione 26:14. Zuin, abbiamo ricordato, è stato oro ai giovanili nei 200 farfalla, argento nei 100 farfalla e nei 400 misti, gare che però aveva dominato ai categoria del 2012 dove aveva incassato 3 vittorie, 100-200 farfalla e 400 misti. A metà gara Zuin solitario davanti, 53:16, Stecca 54:28 e secondo, Gregoratti davanti a Pogacar 54:40. Senza avversari Mattia Zuin in Coppa Komen, la manifestazione che riguarda i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo a livello giovanile, ha vinto l'oro nella gara individuale dei 200 farfalla, così come nella staffetta azzurra 4x200, ormai sempre più solo al comando mentre si riaprono i giochi per argento e bronzo. Sono infatti al momento dell'ultima vasca in 3 atleti per 2 medaglie, Stecca in 3, Pogacar in 5, Gregoratti in 6, vediamo Zuin, Mattia Zuin 1:48:75, che prestazione per questo junior del Nottoli nuoto 74, arrivato a poco più di un secondo dal primato di Colbertaldo.